Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto dello Spazio Più in collaborazione col SINAPPE, la trasmissione che si occupa delle forze dell'ordine, in particolar modo della Polizia Penitenziaria. Sono Mimmo Magnetta, uno dei 3 conduttori di questa trasmissione. Oggi comincio da solo perché, come al solito, gli altri 2 sono impegnati nel loro servizio. Non per niente il corpo della Polizia Penitenziaria è in perenne carenza di organico e il tutto si riflette anche sulle trasmissioni, appunto, che noi da Radio Libertà dedichiamo a loro. Sono ormai 8 anni che conduciamo questa trasmissione in cui parliamo di tutte quelle che sono le problematiche legate a questo duro lavoro del poliziotto penitenziario, ma non solo. È un duro lavoro anche quello che viene svolto da tutti i vari funzionari civili e anche i sanitari che appunto si occupano di prigioni d'Italia. È un duro lavoro perché appunto quotidianamente queste persone, questi lavoratori sono alle prese con i problemi che appunto nascono quotidianamente nelle prigioni. Oddio, anche nelle nostre città quotidianamente abbiamo sempre problemi, insomma, dato che la galera, la prigione non è altro che lo specchio riflesso di quello che è fuori, è normale che sia così, insomma. Certo è che appunto quando uno lavora in un ambito così ristretto, quando gli capitano problematiche, non è che può prendere, girare i tacchi e andarsene, cambiare strada. Per dire, qualche volta in altri ambiti lavorativi, quando le situazioni si complicano, uno prende e se ne va, uno è libero di andarsene. Invece in prigione non puoi. Non se ne possono andare i detenuti, che appunto sono finiti lì per aver commesso dei reati, non se ne possono andare ancora di più gli operatori della polizia penitenziaria, gli operatori civili, insomma. E, e chiaramente è un lavoro molto complesso, molto delicato e molto difficile se lo rapportiamo al fatto che oggi come oggi nelle patrie galere italiane la maggior parte dei detenuti è di nazionalità straniera. Oddio, succede la stessa cosa in tanti altri settori, non so. Se tu vai da McDonald's, per esempio, McDonald's, faccio preciso, non mi paga assolutamente nulla per questa pubblicità gratis che gli faccio. Se tu vai appunto da McDonald's trovi tutti quanti, da chi fa le pulizie, a chi prepara i panini, a chi li va a consegnare, trovi solamente stranieri. Ormai di giovani italiani non ce ne sono quasi più. Vabbè, insomma, perciò appunto succede in qualsiasi lavoro, perché anche sui mercati ambulanti. Ecco, io in questi giorni sono a Roma, sono girato un pochino la città di Roma, ho avuto vari contatti con varie persone, con varie istituzioni, e anche lì trovi sempre la maggioranza di stranieri. Ecco, il problema appunto è che gli stranieri in libertà, diciamo, qualche problema lo danno perché appunto forse non conoscono bene le nostre leggi, le nostre regole, ogni tanto appunto ecco, ci toppano sopra. Invece appunto in prigione invece lo fanno proprio di proposito, dato che non hanno nulla da perdere, che hanno perso la cosa più cara che un essere umano può avere, cioè la libertà, e chiaramente dato che sono lontani dal loro paese, dalla loro famiglia, dalle loro famiglie, dalle loro case, manco per dire, manco puoi pensare di poter chiedere a loro un comportamento più regolare, comunque in regola con quelli che sono i regolamenti e le leggi, perché tanto loro non hanno da perdere nulla. Per esempio, quando la maggioranza dei detenuti era di origine italiana, se venivano fatti oggetto di rapporti o di denunce, poi perdevano il diritto ad avere colloqui, ad fare telefonate. Questi invece i colloqui non ne fanno, le telefonate
gliele fanno fare ugualmente, anche per tenerli un po' buoni. C'ho la diretta testimonianza di gente che è impegnata quotidianamente in prima linea nelle sezioni degli istituti penitenziari italiani, e tante volte appunto i propri soggetti che sono più problematici, proprio per cercare di calmarli un attimino, gli fanno usufruire appunto delle telefonate, e quello è un modo per cercare di mettere un attimino, di calmarli, insomma. Anche perché è un lavoro in cui tante volte forse è necessario appunto cercare di diminuire le tensioni invece che acuirle. Dunque, chiaramente voi sapete che questa trasmissione dà sempre la possibilità di telefonare e intervenire in diretta, senza filtri e senza censure, perciò se qualcuno delle ascoltatrici e degli ascoltatori volesse intervenire lo può fare fin d'ora, in attesa che appunto ci raggiunga Antonio Fellone e Federico Lo Spalacazzati, che appunto sono gli altri due con cui ormai da 8 anni conduco questa trasmissione. Anche perché Antonio sicuramente ci deve dare delle novità riguardo appunto a quelli che sono i nuovi concorsi che daranno appunto daranno la possibilità di entrare nel corpo della polizia penitenziaria a più di 3.000 e passa nuovi agenti, donne o uomini. È un concorso che appunto è stato bandito da poco, e a breve appunto, anzi quando Antonio arriverà ci spiegherà lui appunto quali sono i tempi e i termini. Ecco, se voi nel frattempo volete dire la vostra, non dovete fare altro che comporre il numero della diretta, che però io al momento non ricordo e non sono riuscito nemmeno a trovare, perciò voglio chiedere all'amata regista Natalia, anzi, che sta lì in ascolto e che gestisce appunto la regia di queste trasmissioni, se me lo dà lei. Praticamente sto Certo, facendo il anch'io. numero è Grazie. 02 92 94 7222 per le chiamate. Per i WhatsApp 340 670 9659. Grazie Natalia, grazie. Tu lo sai che c'era un altro regista in radio che appunto in pratica, anzi non era un giornalista, quello faceva addirittura la rassegna stampa, però lui il numero della diretta, quello di Radio Padania Libera, della vecchia Radio Padania Libera, non l'aveva mai imparato a memoria. Io quello ancora oggi lo ricordo. Ecco, questo giornalista, che era un simpatico ragazzo di Bari, ogni volta appunto lo chiedeva alla regista. Tu mi farai la gentilezza, qualora dovessero giungere dei messaggi, visto che io sono poco tecnologico, sono proprio un boomer, proprio sono un vecchio, ormai sono diventato anche vecchio, no? E faccio fatica anche a leggere i messaggi, perciò se arriva qualcosa avvisami tu, anzi dai lettura tu addirittura di questi messaggi. Certo, ma infatti abbiamo appena dato il numero e abbiamo una chiamata. Prego, allora passami la telefonata. Buongiorno, chi sei e da dove chiami? Buongiorno, mi chiamo Lorenzo, ti chiamo da Santa Maria Capovetere. Buongiorno Lorenzo, prego, a te la parola. 37 anni di servizio, abbastanza per dire che conosco bene la realtà degli istituti di pena. E non è che siamo in carenza organica, abbiamo qualcosa in più di una carenza organica, è quella strutturale, perché la carenza organica viene sopperita dalle assunzioni. Infatti, grazie alle assunzioni che verranno fatte in concorso, anche 6.300 e passa che stanno per essere avviati in fase concorsuale, ne mancano soprattutto le strutture adatte, strutture che possano contenere, come dicevi te, persone che non hanno più niente da perdere, invece persone che vogliono eventualmente fare un percorso. E soprattutto poi persone che, perdonami l'interruzione Lorenzo, soprattutto persone che ci lavorano, perché la carenza,
la carenza delle strutture poi ricade anche e soprattutto su chi ci lavora e che non ha commesso reati, perché scegliere di fare un lavoro non è una colpa, anzi. Non è una condanna, non è una condanna Sì. a 37 anni di cosiddetta galera, come dicevi te, o detenzione, ma questo è un lavoro che o lo si ama o non lo si fa. Questo è per come la vedo io. Io sinceramente lo amo, lo adoro, mi dà da vivere a me e alla mia famiglia, quindi non posso che parlarne bene e dire che comunque siamo un corpo che se ne dica, che sta facendo passi da giganti, ma ci ritroviamo poi a cozzare in continuo con strutture penitenziarie obsolete, vecchie, piene, stracolme, e lì poi viene meno tutto, viene meno la sicurezza, viene meno la gestione e viene meno soprattutto poi quello che è l'indice del dettato costituzionale, quello di rendere vivibile la pena e cercare di recuperare chi è che ha sbagliato. In queste Certo. condizioni in Italia difficilmente riusciamo a trovare in tutto il territorio 3 o 4 strutture, a volerla proprio a dire grassa. Però Sì. posso assicurare in maniera diretta che il resto sono in sottorganico come polizia penitenziaria e in sovraffollamento come numero di detenuti. Ti posso Dobbiamo chiedere pensare- dove presti servizio, Lorenzo? Attualmente a Santa Maria Capovetere, ma ho Ok. girato la bellezza di 27 istituti. Complimenti. Complimenti, perché Abbastanza. girarne 27 ed essere ancora Io innamorati del proprio lavoro è l'adoro, veramente un record. non l'adoro, io non saprei fare altro nella vita, anche se ho titoli per fare altro, ma dovessi rinascere rifarei di nuovo questo mestiere, perché a me piace, assolutamente. Però siamo sempre lì, siamo pochi e sono troppi. Siamo troppo pochi noi, sono troppo tanti i detenuti e sono tantissimi, ti posso dire sempre non per cognizione di fatto, sono tantissimi ancora in attesa di misure alternative che potrebbero avere e che non hanno. Come ha detto il nostro Cioè, che ministro, spesso e volentieri abbiamo una magistratura di sorveglianza, anche loro comunque sotto organico, ma che, ahimè, lavora con molta lentezza. dicono che è colpa dei cancellieri che ce ne sono pochi, sarà vero? Che dici? Non è né sì né no, saranno pochi sicuramente, ma noi siamo pochissimi rispetto a quelli che dovremmo essere. Noi siamo qualcosa come 12.000 unità in meno, Cioè, a fronte dei 3.000 che arriveranno ce ne saranno quasi 1.600, 1.500 che andranno in quiescenza nei prossimi 2 anni, quindi i 3.000 sopperiranno un minimo di carenza, ma che sarà di nuovo riacutizzata nel momento in cui i colleghi andranno in pensione, tra i quali ci sarò anch'io, perché sono prossimo anch'io fra 2 anni e mezzo. Sì. Beh, Io tocca spero stare attenti, sincero perché capace che ti chiedono di continuare ma se mi ti chiedono di allungano il continuare, tempo. ma io non disdegno, perché sinceramente in 37 anni di onorata carriera ho pochissimi giorni di assenza per cosiddetta malattia. Questo lo debbo al Signore, magari godo di buona salute. Però sincero, mi aspetto non solo da questo governo, ma mi aspetto un po' dalla nazione, dall'intera nazione. Più considerazione, vero? Più Assolutamente sì. considerazione. Assolutamente In sì, effetti, mi hai anticipato di una frazione di secondo. sì. Noi non Sì, siamo i primi, ma non siamo neanche gli ultimi. tu mi hai tirato però per la giacchetta prima, quando appunto hai esclamato una cosa, allora, ma tu hai parlato delle difficoltà che incontrano i magistrati di sorveglianza a fare il loro lavoro, che potrebbe alleviare parecchio, diciamo, il Tanto, numero dei io dico detenuti. almeno il 15% dei detenuti che sono sotto soglia per avere misure alternative, di cui ne potremmo fare volentieri a meno all'interno degli istituti penitenziari. Mettere alla prova una persona dopo un tot di anni significa anche capire se stiamo lavorando bene noi come polizia penitenziaria o meno. E non Per solo cui, polizia scusami, penitenziaria, ma dico pianeta tu, carcere, perché non ci siamo solo certo, noi, direttore, certo, educatori, gli funzionari assistenti giuridico-pedagogici, sociali, il sistema certo. totale.
Lorenzo, ti posso chiedere una cosa? Ripeto, mi hai tirato per la giacchetta, ma tu il 22 e il 23 marzo vai a votare, vero? Per Assolutamente il sì. Sì. E cosa voti? Sì. Sì. È inutile dirmelo, è inutile chiedermelo in questo caso. Allora, Sì, io, perché io te lo... io ho avuto la sfortuna fortuna di arrivare dopo ciò che era accaduto a Palermo per un Sì, piccolo periodo della mia carriera e ho sentito ancora tanta forza da parte dei ragazzi, dei colleghi. Non bisogna mollare di un... Allora, Del Mazzo dice una cosa, si indietreggia per prendere solo la rincorsa. certo. Sì, bisogna indietreggiare per prendere la Prendere la rincorsa. rincorsa e per fare ancora meglio di quello che facciamo adesso. Assolutamente. Però abbiamo bisogno di tanto. Abbiamo bisogno di organico, ma abbiamo bisogno anche di altri istituti o almeno di quelle persone che non hanno più diritto di stare in detenzione, di avere una detenzione diversa. Certo. Beh, più che diritto, l'obbligo, perché appunto quando uno comunque si comporta bene, partecipa a quella che è l'attività trattamentale e può essere appunto recuperato dalla società civile, diventa quasi un dovere per lo Stato concedere misure alternative. Un dovere civile. Certo, un dovere prescritto nell'articolo 27 della Costituzione, insomma. Che spesso e volentieri ci dimentichiamo di applicare. Sì. Te lo dico Senti, Lorenzo, da operatore di polizia penitenziaria che vive costantemente in difficoltà operative. Non ti dico il grado perché sarebbe troppo semplice poi risalire a chi sono io. Non ti preoccupare, quello che è stata invece è stata squisita la tua testimonianza. Mi è piaciuto la tua sottolineatura sul fatto che tu hai usato pochi giorni di malattia, perché tanti appunto vedono nel lavoratore dello Stato, nel lavoro del pubblico impiego, chi appunto abbonda di malattie. Invece io ne ho uno che appunto è co-conduttore. Le persone poco degne di indossare l'uniforme, perché noi abbiamo un uniforme che deve essere intrisa di sudore e di sangue versato dalle vittime del dovere, e chiunque indossa questa divisa dovrebbe esserne degno. Certo. Io ho il privilegio di avere a che fare con il primo co-conduttore di questa trasmissione, con Federico Lo Sparacazzata, lui ci ha voluto dare questo soprannome, che in 15 anni di onorata attività da agente della polizia penitenziaria ha fatto solo 3 giorni di malattia. 3. Ed è un bravo poliziotto, è un bravo assistente capo. Sì, infatti. Va bene, senti, ti ringrazio. Ti ringrazio, Lorenzo. Che mi avete dedicato. Grazie, Lorenzo. Buon proseguimento. Grazie di parlare sempre di noi. Vi seguo da un pezzo, quindi ci tenevo tanto. Grazie. Ti ringrazio ancora. In bocca al lupo. Che si dice? Che crepi, si dice? Che crepi il lupo. Grazie Lorenzo da Santa Maria Capovetere. Natalia, sì, dimmi cara. Sì, esatto, abbiamo collegato Antonio Fellone. Ecco, Antonio, ma Lorenzo Mimmo, già messo giù? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Ciao a te Mimmo, grazie sempre alla radio per la Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere alla polizia penitenziaria. Antonio Fellone, falla finita sempre con sti salamelecchi, invece rispondi a Lorenzo da Santa Maria c'è da dire una cosa, sei ancora con noi. Lorenzo perché ce ne fossero di colleghi così, perché ha detto delle parole veramente importanti, soprattutto quando parla di attaccamento alla divisa e quando parla di una divisa che va onorata e rispettata semplicemente perché magari qualcuno prima di noi ci ha rimesso la pelle, ha dato la vita per questa divisa, perciò a volte dico bisogna essere orgogliosi di indossarla e cercare di rispettarla e soprattutto farla rispettare. Quindi mi complimento con Lorenzo, ho ascoltato in parte però l'intervento perché mi sono collegato dopo e lui già era in linea.
Stavo chiedendo a non possono Natalia condire. se sei ancora con noi, Lorenzo. No, purtroppo no. Natalia? No, peccato, perché sennò glieli potevi fare direttamente. No, ho ascoltato, Comunque, ho capito, se non ho sentito male, fa servizio al carcere di Santa Maria Capovetere, va bene. sì, Un esatto. istituto Sì. che il post di volta ha totalmente cambiato, perché comunque anche lì vivono una situazione molto particolare riguardante agli organici e a tutto quello che è la questione ambientale dopo i fatti accaduti nel 2020. Quindi, ripeto, gli faccio i complimenti perché è bello quando senti parlare un collega così, significa che comunque ci sono ancora tantissime persone che credono in quello che fanno, sono legati alla divisa e come ti dicevo prima la rispettano e soprattutto la fanno rispettare, quindi ce ne fossero di colleghi così. Antonio, tu prima parlavi appunto hai ricordato dei fatti che hanno segnato Santa Maria Capovetere come istituto, però ecco, io oggi leggendo i vari giornali, le varie notizie, ho sentito che a Terni stanno messi veramente male. A te che notizie ti giungono? So che appunto si sono messi d'accordo tutte le sigle sindacali, compresa anche il SINAP, per segnalare, per protestare con una situazione che ormai a Terni tende proprio a essere esplosiva. Tu che notizie Diciamo, hai in Mimmo, ci merito? sono situazioni particolari a livello nazionale dove comunque sono istituti comunque attenzionati. Su Terni sì, c'è una situazione particolare, ma non c'è solo su Terni, c'è anche in altri istituti. Poi rispetto alla manifestazione che dicevi tu, sinceramente non l'ho seguita in prima persona, quindi non sarei in grado di dirti le motivazioni e la contestazione, quindi devo leggere, magari devo recuperare il comunicato, però effettivamente sì, Terni è uno di quegli istituti dove comunque c'è una forte carenza d'organico. Poi su Terni è cambiata anche l'organizzazione, la presenza dei detenuti, è mutato anche lo status dei detenuti che sono presenti a Terni. Diciamo che è un istituto che va riorganizzato, quello sì, assolutamente. Come tu ben sai e come dico da un po', si sta lavorando tanto e ancora tanto c'è da lavorare, perché comunque ricordiamo sempre dove eravamo e dove siamo oggi. L'unica cosa che mi sento di dire è che ovviamente noi non molliamo di 1 millimetro, su questo non ci piove, la situazione è attenzionata su tutto il territorio nazionale. Diciamo che stiamo pagando lo scotto di una gestione assolutamente assurda dei vecchi. Scusatemi, sono raffreddato. Una gestione assolutamente assurda dei vecchi governi e per rimetterla a posto non è facile e non la mette a posto in un attimo, quindi ci vuole ancora tanto tempo per vedere dei risultati. Effettivamente ci sono istituti dove comunque la situazione è mutata in maniera positiva e ci sono istituti ancora in work in progress, no? Che bisogna un attimo attenzionare magari di più e cercare di dare risorse o una riorganizzazione agli stessi, quindi ripeto, però ci vuole tempo. Tu mi parlavi di Terni, ma te ne posso citare altri 3 o 4 dove ci sono comunque situazioni difficili e particolari, però un dato è certo, sono istituti attenzionati al 100%. Ho capito. Antonio, ha anticipato Lorenzo prima, quello del nuovo bando che appunto prevede l'assunzione di 3.000 e passa nuovi agenti. 3.450, sì. Però ci siamo dimenticati di aggiungere che entro dicembre finiscono il corso di formazione, scusami, entro gennaio 2027 altri 4.000, quindi per un totale di 7.500 unità entro il primo semestre del 2027, quindi è tanta roba rispetto ai circa 2.000
non voglio ricordare male, che vanno in pensione, quindi abbiamo un più 5.000, ma è ancora poco e lo sa anche chi sta al governo. Infatti, come abbiamo ripetuto altre volte, l'unico corpo di polizia che vede un'assunzione straordinaria, che gli è stata riconosciuta un'assunzione straordinaria di ulteriori 2.000 unità nel prossimo triennio, è il corpo di polizia penitenziaria. E come già abbiamo detto, sono oltre, mettendo dentro questi qua, sono oltre 15.000 le assunzioni fatte nel corpo a fronte di circa 6.000 pensionamenti. Quindi un più c'è ed è pure congruo. E il problema è sempre lo stesso, Mimmo, non lo diciamo da una vita, c'è il problema del famoso taglio Madia, che ha tagliato gli organici, e poi c'è l'annoso problema dei governi precedenti che non hanno mai programmato i turnover, e quindi negli anni noi abbiamo perso tante unità che sono andate in pensione e non sono state mai rimpiazzate. Quindi arrivati a un certo punto veramente c'era bisogno di un'assunzione di 30.000 unità, 25.000, proprio per tornare un attimo ai livelli. Questo governo, facendo tantissimi sacrifici, ha assunto circa 16.000 unità, quindi, però ripeto, non sono abbastanza, magari sono ancora pochi, altro ancora ci sarà da fare, però la responsabilità va attribuita solo ed esclusivamente comunque a una gestione scellerata che c'è stata in passato, Mimmo. Sai che leggevo oggi su qualche nota non mi ricordo se YouTube o Facebook, di qualcun altro, che diceva che sono troppi gli abbandoni fra le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, soprattutto dei nuovi assunti. E questo è un argomento che tu tante volte hai toccato, che appunto in pratica questa modalità di fare il concorso, entrare in polizia penitenziaria per poi passare immediatamente a qualche altro bando a cui uno ha partecipato, è una cosa che danneggia, perché in pratica alla fine come numeri sembra che appunto si siano sistemate le cose, poi invece se ci sono queste evasioni da parte di chi viene assunto, alla fine insomma inficiano quello che è la lotta appunto alla carenza d'organico. Ne convieni, Antonio? Allora Mimmo, noi sappiamo bene che ci sono tante problematiche che messe poi insieme si arriva al risultato che a pagare dazio poi è l'organico della polizia penitenziaria, perché noi l'abbiamo già evidenziato in passato e questa è una cosa che a me fa letteralmente incazzare. Spesso, ecco, parliamo dei concorsi recenti. Se noi andiamo a vedere su 4.000 che, come ti dicevo prima, entro i primi mesi del 2027 entreranno in servizio, che termineranno il corso di formazione, un numero alto passerà poi in altre forze di polizia, e in quel momento storico che loro faranno il passaggio tu non li puoi più sostituire, semplicemente perché già sono stati assegnati agli istituti. Perciò io, come ti ho detto in passato, come ti ho detto in passato, bisognerebbe fare una cosa sola. Scusatemi, ma sono raffreddato e non sto tanto bene oggi. Quindi, come ti dicevo prima, bisognerebbe mettere un paletto e dire magari perfetto, se sei vincitore di più concorsi scegli dove andare e l'altro declini, così dai la possibilità ad altre persone poi di poter accedere al posto di lavoro. Invece cosa accade? Accade che queste persone vincono il concorso in polizia penitenziaria, si fanno il corso di formazione, quindi l'amministrazione investe denaro e tempo, vengono assegnate alle sedi e poi da lì si dimettono, e questa è una cosa sbagliatissima, perché finché tu ti presenti o non ti presenti perché hai scelto un'altra forza di polizia, io in quel momento faccio uno scorrimento di graduatoria e riesco a ricoprire il posto vacante. Invece spesso accade che questi signori arrivano in sede, si fanno 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e poi passano un'altra forza di polizia e tu hai comunque dei buchi che difficilmente poi puoi ricoprire. Ecco perché è stato previsto il concorso di 643 unità, quel concorso straordinario che partirà come corso di formazione a fine anno, e quello è servito proprio per andare a ricoprire buchi lasciati da queste persone in passato. Quindi su questo Antonio,
Antonio, ti devo bloccare perché siamo alla fine del primo tempo della nostra trasmissione. Ripiglia fiato, beviti un bicchiere d'acqua così ripiglia anche forza. Restate con noi, pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a voi la linea. E rieccoci, sono sempre Mimmo Magnete in compagnia di Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Stiamo conducendo la trasmissione dedicata alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria. Antonio, stavamo parlando appunto delle assunzioni, di quanti appunto vengono assunti nella Polizia Penitenziaria, poi dopo essere costati un po' di soldi allo Stato, e lo Stato siamo noi, prendono e decidono di passare ad un altro ente, provocando però appunto un danno non indifferente al mondo appunto della Polizia Penitenziaria, perché puntualmente si ritrova con tanti posti di lavoro vacanti, posti di lavoro che invece necessitano tante persone. Ci sono tante persone che veramente cercano il lavoro e lo cercano veramente perché ci tengono a fare questo lavoro. Come diceva prima l'ascoltatore che ci ha telefonato, Lorenzo, lui è uno che appunto il lavoro di poliziotto penitenziario l'ha scelto, ha fatto con passione e dedizione, e ha detto anche appunto che se lui dovesse riscegliere, appunto, se potesse ancora lo sceglierebbe come lavoro. Anzi, addirittura ha detto che lui è disponibile anche a mantenersi in servizio, anche se lui a breve dovrà andare in pensione. Io ci resusciterei anche, perché comunque il nostro lavoro, diceva Lorenzo appunto da Santa Maria Caprovetta, è un lavoro che dà parecchie soddisfazioni a chi lo fa con passione e ci crede, perché è un lavoro in cui si aiuta il bisognoso a recuperarsi, perché appunto è vero che tante volte tu, Antonio, dici che il vostro lavoro è quello di garantire la sicurezza, però è pur vero che voi col vostro lavoro, soprattutto con la sensibilità e con la capacità delle relazioni umane che avete, potete veramente sanare, risolvere quelle che sono tante problematiche che quotidianamente nascono nelle persone che sono detenute. Leggevo l'altro giorno che appunto, ecco sì, c'è stato un tizio, quello che era il più problematico dei detenuti, che ha combinato guai in tante altre carceri, è arrivato a Terni, ha creato delle situazioni problematiche anche a Terni, insomma alla fine era stato isolato, questo si è impiccato ed è stato salvato appunto dai vostri colleghi, che sono riusciti appunto a salvarlo, a tirarlo giù dalla corda a cui mi si era attaccato. Cioè, veramente fate un lavoro veramente molto
particolare molto importante nei confronti del prossimo. Io posso solamente immaginare con terrore quando sarà, se sarà l'intelligenza artificiale, quando appunto l'intelligenza artificiale sostituirà quello che è il vostro impegno. Tu che ne pensi, Antonio Fellone? Antonio? Mi In Italia sentite? ci siamo persi. Mi sentite? Io Ci sono? poco, adesso sì. Sì. Sì, Mimmo, ovvio che concordo con quanto hai detto. Io penso semplicemente che comunque un intervento legislativo ci vorrebbe in merito, perché è l'unico modo per frenare questa emorragia di persone che approfittano, no, del nostro corpo poi, per poi passare da un'altra parte. Perciò ti dicevo prima, sentire le parole di Lorenzo, che forse credo di aver capito chi è, e confermo che è un collega eccezionale, è una persona veramente dedita al lavoro, è una persona che è orgogliosa di indossare quella divisa, la nostra divisa, e la indossa con orgoglio sempre, quindi sono veramente contento. Le sue parole veramente devono far breccia anche nelle nuove leve, soprattutto nelle nuove leve, perché magari i giovani non danno l'importanza reale che ha la nostra divisa, non conoscono la storia, quindi non conoscono l'importanza di indossare la nostra divisa, perché come diceva prima Lorenzo, lo voglio ribadire e lo voglio ricordare, che comunque in passato tante persone hanno dato la vita per la nostra divisa. Quindi persone come Lorenzo io li manderei nelle scuole a parlare con gli allievi e a fargli capire cos'è il mondo penitenziario, cos'è il corpo di polizia penitenziaria, cosa significa indossare una divisa, che forse questo manca oggi, nonostante oggi ci sia una formazione eccellente. Veramente la formazione del nostro corpo attualmente, secondo me, anche rispetto ad altri corpi non è uguale, c'è veramente un'ottima formazione. Peccato per la tempistica, perché adesso ad oggi sono 4 mesi ed effettivamente in 4 mesi non puoi garantire una formazione a 360 gradi. Però dei messaggi del genere ci vorrebbero all'interno delle scuole di formazione, perché tanti Antonio, ragazzi... Sì. Antonio Fellone, Sì, perdono l'interruzione. Comunque, visto che la nostra trasmissione viene poi replicata su Facebook e su YouTube, andando sulla pagina Facebook di Radio Libertà e digitando appunto la trasmissione nello spazio più Sinappe, uno volendo se la può riascoltare. Ecco, io inviterei i tanti tuoi seguaci sulle varie pagine social e anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa trasmissione di andare a risentirsi le parole che appunto ha pronunciato Lorenzo, perché appunto sono lì, se volete sentirle, anzi volendo tu dici ecco potrebbe andarle a ripetere, volendo si potrebbe fare un sunto di quello che Lorenzo ha detto e mandarlo appunto ai vari professori che fanno i corsi di formazione nelle varie scuole di formazione del corpo della polizia penitenziaria. No, ecco, guarda Mimmo, io sono certo che magari un'altra chiamata in futuro Lorenzo ce la farà. Anzi, prendo questo impegno, proprio gli chiederò io di intervenire nuovamente, perché ripeto, questi sono passaggi importanti e fondamentali, e soprattutto della testimonianza reale di chi lavora in prima linea, e tu sai bene quanta importanza ne abbiamo dato in questi anni, no? A questo tipo di testimonianze, perché è fondamentale, perché poi sono dei messaggi che devono arrivare, perché invece secondo me alle nuove leve arrivano solo messaggi e spesso sbagliati. Invece no, ripeto, chi indossa la nostra divisa deve essere orgoglioso di indossarla e, come ti dicevo prima, la deve rispettare e soprattutto farla rispettare. E non è dietro al discorso che si devono poi nascondere, dietro al discorso delle malattie e altro. Io credo che la prima cosa che bisogna pensare quando si indossa la nostra divisa è che ha dato la vita per essa, e quindi una formazione che vada anche in questa direzione sarebbe veramente fondamentale. Perché l'orgoglio di appartenenza deve esserci, altrimenti veramente non arriviamo da nessuna parte. E su questo bisogna lavorare sulle nuove leve. Detto ciò, Mimmo, convengo anche sul fatto che diceva
prima Lorenzo sul sovraffollamento. Il problema è uno, è uno dei problemi, mi sono confuso, è quello dei detenuti stranieri. Ad oggi abbiamo un terzo che sono detenuti stranieri. Ci sono delle norme per poter rimandarli a casa, ma come dicevamo la trasmissione scorsa, oggi non sono facilmente attuabili e su questo il governo ci sta lavorando. Noi l'abbiamo detta quando abbiamo invitato il sottosegretario Ostellari, abbiamo parlato della semplificazione delle espulsioni. Questo sarebbe fondamentale, perché non so se avete seguito tutta la notizia di quel detenuto che è stato portato in Albania e il magistrato, il giudice ha detto no, deve tornare indietro, e parliamo di un detenuto che comunque era dentro per violenza sessuale e altro. Ecco, vedi, e questi passaggi devono cambiare, lo snellimento proprio della procedura che porta poi all'espulsione è sul tavolo di chi di dovere, e spero che presto passa quella proposta fatta dalla Lega, dal sottosegretario Ostellari e sottosegretario Molteni, affinché uno non ci voglia più il benestare, il placet del detenuto, perché ad oggi senza esso non puoi espellerlo. Invece con la nuova norma, che ripeto, spero, il mio auspicio è che vada in vigore prima della chiusura di questa legislatura, non ci vuole più il nulla osta del detenuto e di conseguenza si procede direttamente all'espulsione d'ufficio, e lì in quel caso veramente porteresti a casa un ottimo risultato, perché riusciresti a mandare a casa loro tantissime persone. Quindi vedi, come vedi, tanto si sta facendo, e questo, ripeto, sarebbe un passaggio fondamentale, perché te l'ho sempre detto che la stragrande maggioranza degli eventi critici è procurata proprio da questi signori, gente non avvezza al rispetto delle regole. L'ho precisato anche io, ti ho spoilerato, Antonio, l'ho precisato anche Sì. io a inizio trasmissione. Volevo chiedere alla regista se per caso si è collegato anche Federico. No, al momento non riesco a raggiungere ancora Federico. Ok. Allora, Antonio, l'abbiamo già fatto io e Lorenzo. Abbiamo preso e ricordato agli ascoltatrici e agli ascoltatori quello che deve essere fatto a breve. Lo vuoi ricordare tu? Che il 22 e il 23 marzo? Ah, certo, assolutamente no. Allora, voglio... No, come assolutamente no? Assolutamente sì. Ieri avrai visto sicuramente il post col sottosegretario Ostellari, dove abbiamo spiegato le motivazioni del sì e perché è fondamentale votare sì. Quindi mi raccomando, il 22 e il 23 marzo alzate il sederino, dove state sul divano, a letto, in vacanza, dove state, andate, perché dall'altra parte andranno non perché sono contro la riforma, che semplicemente secondo me il 90% neanche l'ha letta la riforma, quello è un voto politico. Quindi noi dobbiamo dimostrare da quest'altra parte che comunque crediamo in ciò che facciamo, crediamo comunque in un centrodestra forte, quindi ragazzi bisogna andare a votare. E per chi è ancora un attimo titubante invito a leggere la riforma, e solo in quel momento capirà l'importanza di essa, e quindi di andare lì e votare assolutamente sì. Mi raccomando, 22 e 23 marzo. Mimmo, detto ciò, marzo è un mese particolare, vedi? Voglio ricordare che il 18 marzo si terrà la festa del corpo della polizia penitenziaria, e quest'anno rispetto agli altri anni si terrà nella città più bella del mondo, e non lo dico per una questione di appartenenza o di altro, ma quest'anno la festa del corpo si terrà a Piazza Plebiscito a Napoli. Sarà un'occasione unica, che veramente già, per l'amore della verità, già qualche anno fa è stata fatta, ma quest'anno sarà di una bellezza secondo me assurda. E poi voglio dire a chi ci ascolta, magari tu sai bene che tanti ci ascoltano dalla Campania, già dal giorno 14 a Piazza Plebiscito ci saranno stand che raccontano la storia, no, del nostro corpo, quindi andate, portate i bambini, perché ci sono tante attrazioni anche per i bambini, quindi dal 14 al 18 a Piazza Plebiscito, però il giorno 18 ci sarà proprio la festa principale, e chi può venga, perché comunque è sempre una bellissima emozione, perché come dico sempre, dico da anni, noi non siamo secondi a nessuno,
Il problema è che dobbiamo noi urlarlo e soprattutto dimostrarlo, perché spesso ci capita di scivolare su bucce di banana. Invece no, noi dobbiamo dire al mondo intero, noi non siamo secondi a nessuno, soprattutto lo dobbiamo dimostrare. Quindi chi può dal 14 al 18 vada a Piazza Plebiscito a Napoli, e ripeto, con gli stand delle varie specializzazioni del corpo. Si rendono conto, per chi non ci conoscesse, si rende conto chi è e che cos'è e quello che fa il corpo della polizia penitenziaria. E ripeto, portate anche i bambini, perché ci sono tante attrazioni anche per i bimbi, quindi è bello farli crescere nella legalità. C'è Natalia che ci stava dicendo qualcosa. Natalia, che ci stavi dicendo? Ci ha raggiunti Federico. Ah, bene. Ok. Benvenuto Federico. Come va? Buonasera a tutti. Bene, ho finito tardi, ma tutto a posto. Ciao Fede. Ciao. Tutto in ordine? Sì, tutto bene. No, stavo ascoltando e niente, mi associo anch'io all'invito ad andare a votare per il referendum, perché se ne sta parlando un po' poco, forse si dicono una marea di cazzate, perdonatemi il francesismo, ma lo sparacazzate può dirlo. Io ho visto che sono Federico lo sparacazzate ed è fondamentale per liberare il paese dall'essere sotto scacco, dall'essere davvero in ostaggio a una corrente molto ridotta della magistratura, però che ha preso in ostaggio il paese intero e ha preso in ostaggio interi corpi dello Stato, tra cui il corpo di polizia penitenziaria. C'è la paura di fare qualsiasi cosa, non è normale che le persone che sono dalla parte giusta abbiano paura di lavorare. E questo colpisce tantissime professioni, una di queste è il corpo di polizia penitenziaria, quindi buona parte dell'attuale situazione è dovuta anche a una mala giustizia che ha prodotto una mala società, un malo paese e tanta insicurezza. Quindi sapete che io sono molto critico sull'operato della maggioranza di governo. Questa riforma è una delle poche cose buone che è stata fatta. E per una volta ho conosciuto persone che sono il massimo della sinistra che andranno a votare sì, ho conosciuto persone che la pensano diversamente di me che dicono no, sicuramente vado a votare sì. Ecco, mi aspetto che anche da chi ascolta questa radio, qualsiasi idea abbia il coraggio di alzare le terga e domenica 22, lunedì 23, dalle 7 alle 15, andare a fare questo sforzo per cambiare il paese. Possiamo davvero farlo per una volta. Tanto ho visto una meravigliosa tabella in rete che fa vedere che tutti i paesi in Europa, eccetto la Grecia, hanno le carriere separate. Ecco, io penso che l'Italia debba assomigliare più ai paesi più avanzati d'Europa che all'ultimo dei paesi, che è la Grecia. Con tutto il rispetto e la stima che abbiamo per gli amici greci, che ci ascoltano un sacco, ad Atene e Salonicco siamo la trasmissione più ascoltata, e io voglio ringraziare gli amici gli ateniesi e gli amici di Salonicco per l'attenzione. Tuttavia, insomma, penso che bisogna andare verso il meglio e non verso il peggio. C'è un motivo se l'Italia e la Grecia sono più indietro rispetto al resto d'Europa, e forse l'Italia può svoltare, dipende solo da noi. Certo, perciò il 22 e il 23 marzo tutti a votare sì. Pure Saldavinci lo dice, lì pure a Sanremo hanno detto assolutamente sì, solamente e soprattutto sì. È vero Antonio Fellone che... Anche per far capire i fenomeni che vanno a dire che chi vota sia un mafioso, io penso che chi dice ste cazzate qua sia pure peggio di un mafioso, ecco, mentire spudoratamente. Poi da persone che indossano la toga dovrebbero insomma rappresentare la giustizia del paese, sentire in continuazione queste oscenità che se chiunque di noi avesse detto la medesima cosa per chi vota no, sarebbe già arrivato un avviso di garanzia. Ecco, fatevi un'idea, insomma, datevi una risposta da soli. La risposta secondo me c'è andare a votare sì, per far vedere a sta gente quello che è giusto fare, che sono gli stessi che dicono quando ci sono le elezioni chi vota Lega è un imbecille, un troglodita, un ignorante, un contadino. Loro, secondo me, più fanno così, più istigano la gente a fare il contrario. Io sicuramente, guarda, se già non avevo dubbi, ma dopo che ho sentito queste amenità andrò ancora di più, con più forza, e sto facendo di tutto per convincere più persone possibili ad andare a votare, a fare la differenza. Federico e Antonio, voi confermate il bello che stanno facendo tutto loro, perché queste persone forse omettono che il web non ti perdona, perché gli stessi che adesso stanno facendo una crociata per il no, magari qualche anno fa
pubblicamente hanno asserito l'esatto contrario. Convengo con quanto ha detto Federico in merito ad alcune toghe che hanno detto che chi vota sì, che votano sì solo i mafiosi o non mi viene il termine, o i mafiosi e i massoni. E i mazzoni, bravo. Assolutamente, perché mi spiace, perché sono toghe che io ho sempre stimato e rispettato, perché sono persone che magari nel loro lavoro hanno dato tanto allo Stato, però ciò non significa che tutto quello che dicono è giusto. Io ripeto ai titubanti, gli chiedo semplicemente di andare a leggersi la riforma e a non stare ad ascoltare magari personaggi che adesso non stanno facendo altro che una campagna politica contraria solo per andare contro il governo. Invece questa è una riforma che fa bene ad ogni singolo cittadino, fa bene al nostro paese, perché come ho detto la volta scorsa, per avere un processo equo c'è bisogno, comunque è fondamentale, e lo diceva anche Giovanni Falcone, non lo dico io, è fondamentale questa riforma, perché ad oggi magari in alcuni casi puoi tranquillamente non avere un processo equo, perché chi accusa e chi giudica stanno dalla stessa parte, quindi potrebbero esserci dei conflitti. Invece in futuro con questa riforma tutto muta e tutto cambia, e di conseguenza ne trae beneficio anche il cittadino, perché può essere certo e sicuro di avere un giusto processo. E soprattutto chi sbaglia paga per una volta, anche loro. Mentre tutti noi quando sbagliamo paghiamo, c'è una persona terza che ci giudica, loro si giudicano tra di loro. Questa riforma introduce l'alta corte, cioè un ente terzo che giudica l'operato del magistrato. È una rivoluzione. Non era mai stato fatto in Italia prima d'ora. E siccome sapevo che gli eroi giudiziari in questo paese sono centinaia di migliaia, sono davvero un'enormità gli eroi giudiziari, ecco, per una volta che qualcuno di loro sbaglia pure, che prima poteva essere giudicato solo e soltanto da Dio, insomma un minimo di giustizia terrena ci sarà. Anche Fede, perché una di queste toghe che sta facendo una campagna mediatica a favore del no, diciamo essere reso protagonista di quelle dichiarazioni dicendo che mafiosi o massoni o comunque camorristi, tutti coloro che avrebbero votato sì. Voglio ricordare che forse secondo me è contrario, perché in passato qualche errore l'ha fatto anche lui, e in quel caso persone hanno passato i guai, si sono visti comunque ridimensionati, alla fine sono usciti puliti, tutto è stato archiviato o prosciolto. Queste persone hanno perso la dignità, hanno perso ciò che avevano conquistato con i sacrifici e col sudore, e chi ha sbagliato in quel caso non ha pagato. Quindi forse è questo che gli pesa a qualcuno, il fatto di poter sbagliare senza poi pagare dazio. Invece così non va bene, perché ognuno di noi nel proprio lavoro, se sbaglia, paga. Quindi non devono esserci persone che possono permettersi tranquillamente di sbagliare senza poi rispondere a chi di dovere. Quindi più che altro, invece di ascoltare chiacchiere inutili, andatevi ad informare, leggete la riforma e poi, ripeto, come dicevo prima, alzate il culo e andate a votare, perché come dicevo prima, dall'altra parte si ammazzeranno pur di andare, perché per loro è un voto politico. Noi non lo dobbiamo guardare come voto politico, non lo dobbiamo guardare come voto fondamentale per la nostra storia, per la nostra nazione, per il futuro nostro e dei nostri figli. Quindi è una riforma fondamentale. Andate a votare e ovviamente votate sì. Mi consentite di aggiungere una mia considerazione? Il fatto che questo referendum sia diventato veramente un voto politico è un motivo in più per votare sì, perché se allora appunto di una questione che serviva ad aggiustare l'andamento della nostra giustizia, che tanti problemi ha sempre creato, e il fatto appunto di averla trasformata in un voto politico. Ecco, questo è un motivo in più che dovrebbe spingere tutti gli italiani ad andare a votare sì, e perché appunto se chi ha voluto trasformare un referendum in un voto politico fa parte di quello schieramento di partiti, mi riferisco alla sinistra, che ha governato il nostro paese per più di 10 anni senza aver mai vinto una elezione. Perciò io appunto non considererei assolutamente nulla
di quello che appunto è gente di sinistra, che appunto non è capace ormai da un sacco di anni, di tempo, di vincere un'elezione, perché non convince più nessuno, secondo me non convince manco se stessa. Ecco, è il motivo in più per votare sì a in questo Ma referendum. Mimo, scusami se ti interrompo, non c'è da stupirsi che è un voto politico, perché in Italia cioè la magistratura fa politica, pretende di decidere chi va al governo, chi va in Parlamento, chi fa il sindaco, chi fa il presidente della regione. I casi sono stati tanti, un'enormità. Non c'è bisogno che li cito, però chi a caso lo sa benissimo. Abbiamo visto anche, se ci fosse stato un sindaco di destra a Milano, l'avrebbero arrestato dopo quello che è successo con le costruzioni, per dirne una delle tante. Ecco, loro, ci sono quelli di amministrazione che pretendono di decidere chi deve governare, chi deve fare cosa e come, quindi non mi stupisco che sia strumentalizzato così il voto, anche perché il CSM è diventato una specie di Parlamento in miniatura. C'è stato stravolto quello che dovrebbe essere l'ordinamento giudiziario normale. Quindi di cosa ti stupisci? È ovvio. La cosa che non è normale è che la magistratura faccia politica. La magistratura dovrebbe amministrare la giustizia e il Parlamento dovrebbe fare politica. Questo succede nei paesi normali. Guarda Fede, ieri sera ascoltavo a porta un magistrato che ha fatto la storia del nostro paese, no? Con Mani Pulite, quindi parlo di Di Pietro. È stato talmente chiaro che invito a tutti, chi non è riuscito ad ascoltarlo, si sa che facciamo pubblicità alla Rai, su Rai Replay, puoi tranquillamente rivedere la trasmissione. Di Pietro è stato chiaro, poi si è espresso in modo che anche la signora Titina, che magari in materia non è esperta, però ha recepito il messaggio, perché tutto ruota intorno alle correnti, tutto ruota intorno a un certo potere politico che vive all'interno della magistratura. Quindi su quello bisogna combattere, perché Federico ha ricordato alcuni scandali di Milano, ma io voglio ricordare quello che ha vissuto in prima persona il segretario federale della Lega, vice premier e ministro dei trasporti, un processo lungo senza aver fatto nulla, anzi ha fatto quello che gli avevano chiesto gli italiani. Io vorrei ricordare, come diceva ieri sera Di Pietro, oggi non si indaga perché è emerso un fatto. Oggi si va ad indagare a persone che contano, si va a indagare il potere per cercare di trovare il reato. Non si indaga quando viene denunciato il reato, ma si indaga per cercare un cavillo, un qualcosa per mettere in difficoltà chi magari ricopre dei posti particolari politicamente. E questo è sbagliato e questo va combattuto, perché questa è politica, non è magistratura. Ovviamente la stragrande maggioranza dei magistrati fa un lavoro egregio e fa un ottimo lavoro. Ovviamente noi parliamo di chi usa la magistratura per fare politica e quindi parliamo di correnti politiche all'interno della magistratura. Ma certamente non stiamo accusando tutta la magistratura, sì. Però è stato chiaro e lapalissiano quello che è accaduto, ripeto, a Salvini, perché c'erano anche delle chat dove dei magistrati dicevano ma Salvini ha ragione, sì vabbè ha ragione, ma comunque dobbiamo colpirlo. Non è questa la magistratura che vogliamo, non è questa la magistratura che voglio io, che vuoi tu, che vuole Mimmo, magari non è questa la magistratura che vogliono la stragrande maggioranza degli italiani. E questo è un discorso che va fatto anche a quei signori di sinistra, perché oggi a me, ma domani capita a te. A me la cosa che fa veramente ridere è che a volte mi imbatto con qualcuno che parla o vuole parlare di politica o del referendum e ti dice no, io voto no, e tu lo guardi e dici sì, ok, perfetto, siamo in democrazia, ognuno può esprimere la propria posizione, però per cortesia te lo chiedo, mi spieghi il perché? Così, spiegamelo. E su La tua questo ci motivazione, dobbiamo, perché? Antonio, su questo ci dobbiamo fermare perché ormai il nostro tempo si è concluso. Vabbè, ne parliamo sicuramente settimana prossima, che tanto arrivare al 22 al 23 c'è tempo. Va bene, grazie a Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, e grazie a Federico Lo Sparacazzate. Dai, a voi la chiusura come al solito, su da bravi. Vabbè, io ringrazio te Mimmo, ringrazio Federico, ringrazio Radio Libertà sempre per lo spazio che dedica al corpo di polizia penitenziaria, al mondo carcere in generale, ringrazio Natalia sempre gentile alla regia, volevo augurare buon weekend a tutti coloro che ci ascoltano e ci vediamo venerdì prossimo. Come dico sempre, viva il SINAP, ma soprattutto viva la polizia penitenziaria. Buonasera a tutti. Cambiare sì può e sì deve, bisogna muoversi.
Ciao.